Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di questa serie che ho chiamato Testing e Teardown di vecchi PC. Oggi in particolar modo sarà una puntata pregna di informazioni, pregna di ricordi, perché andremo a vedere, ovviamente non lo smonteremo perché è uno dei PC che faceva parte della mia rete nella mia cameretta quando abitavo con i miei. Il secondo che andremo a vedere quindi è un PC pieno di accessori, pieno di componenti. Come avete visto nella descrizione ho scritto Plextor e DAT proprio perché in questo PC non solo Plextor e DAT ma anche qualche altra cosa che andremo poi a vedere nella seconda parte di questa live. Nella prima parte invece andremo ad analizzare quello che è un computer un po' particolare marcato Dell. Allora, in passato, per chi mi segue, abbiamo smontato i Dell GX240 e i Dell GX260 che erano entrambi dei tower anche molto ingombranti, anche molto grandi. Per chi non se li ricorda, ne ho qui uno, l'ho preparato apposta. Guardate, eccolo qui. Questo è un Dell GX grosso, pesante, è un Dell GX260, pesa 1 tonnellata ed è la versione Tower, ok? La Dell però non voleva tagliarsi fuori dal mercato dei computer desktop, cioè quelli orizzontali, quelli su cui poteva essere poggiato un monitor, ok? E quindi che cosa ha fatto? Ha fatto una versione particolare, non so quanti ne sono usciti, che pesa 1 tonnellata pure questo, non so quanti ne sono usciti anche di questi, ma questo è un Dell GX240 versione desktop. Come vedete il drive, il lettore CD, il masterizzatore, quello che sarà, andiamo a vedere, non me lo ricordo, è messo in orizzontale, non più in verticale. Questo PC ha i piedini qui, eccoli qua, perché andava messo orizzontale ed è abbastanza resistente per sopportare un monitor. Buongiorno Mascito, buongiorno, benvenuto. Per sopportare il peso di un monitor anche CRT a tubo catodico, anche perché sto coso pesa 1 tonnellata. C'ha la miseria. Rambo ci vuole per sollevarsi i PC, eppure io ne consegnavo decine e decine al giorno, compreso di tastiera, mouse, tutto. Già c'ho il fiatone per aver sollevato quel PC, sta un po' fuori forma, va bene. Questo inciso a parte. Allora, io opterei per spostare la telecamera e per andare a provare appunto questo PC desktop che vedete qui. Allora, il PC ovviamente ha la stessa identica concezione dei GX240, cioè per aprirlo bastava premere i due pulsanti laterali e tirare su come il cofano di una macchina. Allora, però una cosa ve la voglio far vedere di come era ingegnerizzato, tra l'altro questo ha anche delle schede aggiuntive. Allora, ve lo avvicino, guardate dentro che spettacolo che era questo PC. C'ha una datherboard a cui venivano connesse le schede in orizzontale, non in verticale, anche perché sennò avrebbe dovuto essere low profile. Vedremo in futuro che cosa vuol dire low profile. Questa è una scheda aggiuntiva, una scheda audio, con tutto che vediamo qui la scheda audio già c'era sulla scheda madre, però questa sicuramente è una Creative. Allora, vedete come viene aperto come una macchina? Tra l'altro tutti i convogliatori, guardate, ventola radiale. Questa è una ventola radiale, non è una ventola normale per CPU. Radiale vuol dire che gira per così, cioè è una ventola che manda l'aria sui lati e non sopra e sotto. Ok? Ventole radiali ce l'hanno anche alcuni frigoriferi. È un'ottima soluzione quando non si ha spazio né sopra né sotto. Anche l'alimentatore ha una ventola radiale, vedo.
Allora, comunque, come vedo, questo PC ha già tanta RAM, è molto pulito, come se non avesse mai lavorato. Qui mi si è levata solo una guarnizione che poi devo studiarmi dove stava. Questa, vedete, c'erano anche tutte queste guarnizioni. Questa è una guarnizione di gomma sagomata. Penso di aver già capito dove andava, però è una guarnizione di gomma proprio a conferma che il PC, diciamo alla Dell, non volevano che entrasse troppa polvere, pieno di filtri da tutte le parti. La scheda video vedo che è marcata ATI. Ovviamente parliamo di un PC molto 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 vecchio, ok? Questa è quell'altra, quindi vabbè, poi la andiamo a rimettere queste guarnizioni. Allora, ciancio alle bande, bando alle ciance, 3 2 1 0, attacchiamo. Allora, monitor, poi adattatore per la tastiera e attacchiamo la tastiera. Qui sicuramente ci troveremo Windows 2000 o ancora prima PS2. Ok, a questo punto manca la corrente, andiamo ad attaccare la corrente e -3, -2, -1. Questo PC saranno 20 anni che è spento, Optiplex GX 240, comparso subito, partito la prima botta. Ovviamente anche questo è uno sportellino. Qui davanti ci sono due USB e la presa per la cuffia frontali, che sono molto comode. Allora, vediamo se funziona il lettore, se si apre. No, non si apre, perché questi lettori purtroppo poi, e tra l'altro a quanto vedo fa fatica anche TT. Ecco, secondary drive 0E, F1 key to continue, F2 run setup. Allora, qua non ha riconosciuto proprio il masterizzatore, quindi mettiamolo in off e via. Boot sequence, dischette drive, hard disk, quindi mettiamoci l'hard disk come primario e così fa il boot direttamente da hard disk. Save change and exit. Allora, adesso dovrebbe partire praticamente subito. Vediamo che sistema operativo c'era. Può darsi pure che c'era Windows 98, valla a capire, non me lo ricordo proprio. Sono più propenso per Windows 2000, però qui già non funziona più niente. Proviamo a spegnere e a riaccendere. Ecco. Questo può darsi che è la batteria tampone che dà questo problema, Tra l'altro devo vedere bene perché non mi riconosce il lettore. Può darsi che non è attaccata bene la corrente, perché neanche si apre. Aspettiamo un attimo che finisce il post, che sarebbe il controllo di tutto l'hardware da parte del BIOS. Ciao Congi, benvenuto all'amico Congi DJ, presto tornerà con le sue live a settembre e con il DJ's Got Talent. Ecco, vedete, unknown device, c'ha l'hard disk che c'ha qualche problema ovviamente, ma questo, ripeto, sono 20 anni almeno che non lo accendo, quindi purtroppo che l'hard disk, strano che prima l'ha riconosciuto, Insomma, vi stavo dicendo www.djsgottalent.com per andarvi a documentare sull'evento DJ's Got Talent che partirà in ottobre. Allora, non vorrei che ci fossero problemi con l'alimentazione e allora vado a controllare. Questo è il floppy. Mamma mia, l'hard disk come è messo. L'hard disk non ci si arriva quasi per niente. Unknown device, vedi? Io direi stacchiamo tutto. Tra l'altro voglio staccare anche a questo punto
il CD-ROM. Peccato si è rotto l'hard disk, però i condensatori stanno tutti benissimo, quindi è un PC. Vediamo un po', tra l'altro voglio vedere quanta RAM c'è installata, perché ovviamente ci saranno 128 mega, no giga, mega. Ok, ciao Enrico, benvenuto, benvenuti tutti. Stiamo vedendo di far funzionare un Dell degli inizi degli anni 2000, versione desktop, progettato per supportare il peso di un monitor CRT. Ci sono grossi problemi con l'hard disk, che sicuramente sarà andata al cinema. Allora, volevo vedere quanta RAM c'ha. Allora, System Time, Memory Information, c'ha 384 MB di RAM, di cui 64 dedicati alla scheda video, che però poi, essendo quella aggiuntiva, noi qui possiamo tranquillamente andarla a settare a 0 al minimo, 32 MB. Ok, e questa porta la RAM da 133 MHz, quindi di questo ci avremo pure quelle da 256 per portarla a 512. Ce ne mettiamo, perché c'ha solo due slot di RAM, ce ne mettiamo due da 256 e la portiamo a 512. Quindi qui sicuramente se riesco a far partire l'hard disk sicuramente ci sarà Windows 98 sopra. Quindi adesso voglio provare, perché l'hard disk sta tutto protetto, però se prima l'aveva riconosciuto il modo per farlo riconoscere c'è, quindi c'è solo da perderci un po' di tempo. Eccolo, sta partendo. Windows 2000, grande Windows 2000 Professional. Congi, stasera forse la live. Allora, twitch.tv/CongiDJ, non perdiamoci la live dell'amico Congi DJ, mi raccomando, mi raccomando, perché sarà molto molto interessante. Anzi, volevo fare, mentre fa il boot di Windows 2000, che non so minimamente se partirà, volevo fare anche un'altra cosa. Allora, dovevo fare col cellulare. Allora, andiamo un attimo. Allora, attenzione, fatemi fare una cosa col cellulare, tanto lì sta partendo con 384 MB di RAM, questo ci mette un sacco di tempo, anche perché nella seconda parte parleremo di Plextor, di DAT e di altre cosette molto interessanti. Allora, andiamo dentro. Allora, andiamo a vedere qui. Allora, facciamo una cosa, guardate, devo andare qua. Allora, andiamo a vedere Twitch live, perché purtroppo i commenti io li vedo, quelli di YouTube, guardate quanto è lento, però sta caricando. Si era avviato, c'ha avuto qualche problema? Ma allora, però riparte correttamente. Starting Windows 2000 Professional, sviluppato con tecnologia NT, ovviamente in inglese, built on NT Technology, scritto in inglese. Grazie Congi, che sei pure su Twitch. Stavo vedendo se c'era qualcuno connesso, infatti mi dà una persona sola, oltre a me. Abbassiamo il volume, che i messaggi li leggo. Sì, sto pure su Facebook, se non mi bloccano su Facebook. Allora, questo sta partendo, questo Windows 2000, però. Allora, Congi DJ dal 1980 insieme a voi. Allora, anche Daddo DJ, Conte Max DJ faranno parte del DJ's Got Talent che stiamo pubblicizzando su un po' tutti i social network, partendo dal social da cui è nato, su Twitch,
Poi abbiamo aggiunto anche TikTok, ci sono i canali YouTube, Instagram, quindi seguitelo. Buongiorno Paolino, buongiorno. Se vedi ci sono anche DJ Harry, Enrico e Congi DJ di cui parlavamo ieri. Ok? Ecco, Applying Security Policy, tutto in inglese sto Windows 2000. Sarà una delle prime versioni di Windows 2000 installate su questo PC. Guardate che far avviare PC come questi è una sensazione che voi non capite. È 20 anni che è fermo questo PC. 20 anni. Cioè, sono veramente tanti. Con questo format, ecco, fa pure il logon automatico, quindi non dobbiamo andare a craccare le password con strumenti messici a disposizione da altri amici, tra virgolette. 192.168.0.100 era la mia rete quando stavo, questo è il mio server. 192.168.0.100 era il mio file server con Windows NT 4 server in cameretta mia, quindi questo PC insieme a quello che vedremo tra pochissimo era uno di quelli che io usavo in cameretta mia, quindi ci possono stare pure spiderina, se resetta sulla scheda video. Allora facciamo una cosa, se resetta sulla scheda video, allora noi possiamo no. Allora vediamo un po' che cosa mi posso inventare. Vediamo che mi posso inventare al volo. Allora, innanzitutto volevo provare a metterci 512 di RAM al volo, così Windows 2000 diventa, non dico un razzo, ma molto più veloce che con 384. Allora andiamo a togliere questa. Ok, una e due. Come sapete, vi faccio vedere con due taglietti. Questa è una SDR e non una DDR, ok? Allora mettiamocene due a caso di queste qua da 2,56 e vediamo cosa accade. Poi tra l'altro dovrò per forza metterci un lettore CD per fare delle prove. Ok, allora sto montando due banchi da 2,56 identici. Allora vediamo ora che succede. Allora, innanzitutto bisogna vedere se è compatibile. Non è compatibile. Stai incazzato. Allora, non gli piace, vediamo se uno solo gli piace, per darsi pure che non li alloca così grandi, non gli piace proprio. Quando i PC facevano i beep e si capiva al volo qual era il problema. Ne voglio provare un altro qualsiasi, se magari quelli hanno dei problemi o se proprio non è compatibile. A quel punto questo, perché sono tutte uguali, io ce n'ho una scatola piena, tutte uguali. Niente, non ne possiamo fare niente, mi sa questo. Dovrei trovarne una da 2,56, ma qui sono tutte identiche. C'è una scatolona piena, tutte, guardate, ammazzi. Guardate, sono tutte identiche ed è una scatolona piena, saranno un par di centinaia. Buongiorno Willy! Un paio di centinaia di banchi di RAM, forse pure di più dei 200, ma non lo so. Sono tanti, tutte SDR 256. Il problema è che questo PC supporta fino a 133 MHz e quelle erano a 100. Quelle sono a 100 MHz. Può darsi che li vuole per forza a 133. Ci rimetto quelli che c'aveva prima e via. Ora li ho invertiti per vedere se tante volte. Allora io volevo capire però perché non mi riconosceva questo masterizzatore. Allora ci ho riattaccato pure il masterizzatore,
Vediamo cosa succede, vediamo, vediamo. Allora, oh, con la sua RAM è ripartito. Oh, partito pure immediatamente, guardate che velocità. Ho invertito la RAM, che le RAM. Poi un domani sì, quando ho finito di fare tutto questo lavoro, allora vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Allora, guardate, questa è la scatoletta. Allora, guardate, questi ovviamente stanno messi, allora questo è un mazzo che ho levato da sopra, ma questi ovviamente stanno messi su 3 file, perché una RAM è corta, guardate quanto è alta la scatola, 256 PC100, tra l'altro guardate che ho le compact flash, queste sono da 4 mega, compact flash da 4 megabyte, queste servivano per mettere i firmware dentro i router. E ce n'ho pure queste, uno sproposito proprio, saranno 30-40. Allora, vedete di qua? Guardate. Qua ci sono altre RAM qua sotto, Queste sono altre RAM. RAM, qui sopra RAM, se levo queste sotto RAM. Ripeto, saranno, non lo so, non l'ho mai contate, sono tante. Forse 300, 400, non lo so quante saranno. Ma comunque tante. Anzi, queste le mettiamo al contrario. Ok. E qua ci rimetto queste. Siccome c'ho ancora qualche PC, vediamo un po' se a qualcuno dovessero servire, magari queste sono un tesoro che nessuno ha. 256 PC100. Allora, questo sta continuando a caricare, però mi sa che come deve caricare il desktop si impianta e non riesco a capire perché. Vedete, sta caricando il desktop, qui voi non lo vedete bene ma c'è il puntatore che si muove tranquillamente. Ecco, menu avvio, eccoci qua. Allora, Sound Blaster Live, ovviamente qui c'era, ma mi sa che io ci facevo musica con questo. Oh, il Norton Antivirus, il Norton Antivirus, ragazzi, è una cosa incredibile, funziona bene sto PC e c'è pure il Norton Antivirus, Mozilla Firefox, Adobe Reader 8, ragazzi, Adobe Reader 8. Qui che sta a fare? Office 2003, sta installando Office 2003, eccolo. Quindi non so, 20 anni, so 19. Che è fermo sto PC, comunque questo non lo installerà sicuramente perché andrà a cercare l'installazione sicuramente sul server che io avevo quando stavo a casa mia, in camera mia. Adesso quel server non c'è più, tra l'altro questo non sta neanche in rete, quindi. E poi questi hanno solo la rete fisica, non hanno la wifi, quindi ci dovrei mettere uno di quei quadratini che trasforma la rete fisica in wifi che utilizzo un po' dappertutto. Sono molto comodi, sono dei repeater access point. Allora, vediamo da quant'è questo hard disk innanzitutto, e lo facciamo un po' lavorare. Allora, il disco è da 20 giga, 20 giga, cioè neanche una chiavetta, oramai le chiavette più piccole possibili sono 64 giga. Quindi questo è da 20 giga tutto l'hard disk, usato 3 giga e 59, quindi proprio il sistema operativo più Office e basta. Saimante e Cantiere. Comunque vedete come gira con 384 mega di RAM. Cioè alla fine se uno gli dà tempo di caricare il sistema operativo non è lentissimissimo. Calcoliamo che questo sta pure a fare installazione. Questo ha 392 mega di RAM. 392. C'ha un Pentium CPU Intel Pentium 4, un GHz Pentium 4. Intel Pentium R4 CPU, non è possibile che un Pentium 4. Allora, aspettate un attimo perché se mi dice Pentium 4 qui c'è qualcosa che non è possibile che sia un Pentium 4. Non è possibile. Allora. Ah, non me lo vede ovviamente il CD. Niente, il CD proprio non funziona più. Che peccato.
Ne devo trovare uno, ce l'ho, mi pare uno nero da mettere qui. Vabbè, il CD non funziona più. Strano che mi dice Intel Pentium 4, questo non mi pare che era un Pentium 4, assolutamente. Aspettate un attimo. Eh sì, può essere. Mazza, può essere che è un Pentium 4, allora proprio accio non è. Però purtroppo c'ha le RAM a 133 MHz. Eh sì, può essere che è un Pentium 4. Oh. Comunque, come vediamo, funziona bene. E io questo lo terrei per i giochi tipo Monkey Island, tipo Dune. A me piace parecchio Dune 2, tutte queste avventure che funzionavano in ambiente MS-DOS. Io qui ci installerei un MS-DOS virtuale, ci cambio il lettore DVD, il lettore CD là, ci mettiamo un lettore. Eh sì, sono tanti ricordi. Allora, quindi questo diciamo che allora un problema che c'è, che ho constatato con altri PC che ci avevano addirittura non Windows 2000 ma Windows XP senza neanche un service pack, quindi la prima versione di Windows XP è che non supportava l'HTTPS per andare su internet, quindi non ero riuscito a scaricare nulla di nulla. L'unico modo era installare una vecchissima versione di Chrome che supportava l'HTTPS per Windows XP e allora a quel punto si riusciva ad andare su internet. Non so se esiste una versione di un browser qualsiasi per Windows 2000 che supporti l'HTTPS, perché ricordiamo che tutti i siti oramai sono certificati e quindi hanno bisogno del certificato HTTPS. Saluto DJ Harry su Twitch che sta facendo compagnia all'amico Congi DJ sempre su Twitch. Allora, io direi che per questo PC gli abbiamo dedicato abbastanza tempo, è una mezz'oretta che ci stiamo lavorando e l'abbiamo diciamo rimesso in condizione di funzionare. Ora il grande lavoro sarà installare un emulatore MS-DOS molto buono che parte in avvio, se no addirittura eliminare completamente Windows 2000 da qui. Tra l'altro non ho visto se dentro My Documents c'è qualcosa di mio vecchio. Vediamo se me l'apre My Documents, perché Star Disk no, non c'è praticamente nulla. Andiamo a vedere dentro all'hard disk proprio buttato così. Allora c'è del sharing, queste sono le cartelle condivise con la rete. Allora Alex O2 niente, questo è quando lavoravamo sul 3G, pensate, c'è sta qualche documentazione sul 3G VCDMA, vedete, quando io stavo in Ericsson mi portavo pure qualche documento a casa da lavorare. Oder, guardate qua che roba, quando abbiamo lavorato sul 3G, quindi quello che io vi racconto nelle mie live, i grandi lavori che facevamo in Ericsson eccetera, è tutto vero. Addirittura qua c'è qualche cosa fatta con Wind, ok, tutto in Excel, però vedete questi sono i report che noi facevamo sul 3G quando il 3G ancora non era neanche attivo in tutta Italia, non era tutto in fase di testing. Peccato che non funziona Excel su questa macchina, perché andava finita la reinstallazione. Comunque, allora cancel, ok, vedete sta provando a far partire Excel ma non ci riesce. Comunque io questa sicuramente la riformatterò. Ah, eccolo Excel, aspettiamo, vediamo che cosa c'era in quel file, se riesce ad aprirlo. Administrator. Comunque spettacolare questa macchina, perché è la versione desktop del Dell GX240 che era quella verticale. Molto bella questa macchina, niente, non si riesce a far partire, guarda, lasciamo stare perché comincia a diventare troppo tempo. Allora, anche perché voglio dedicare un ampio spazio al prossimo PC che vi farò vedere, quindi facciamo un bello shutdown qua. Qui dentro non ci abbiamo messo niente, tanto non funzionava il CD, tanto lo sostituirò
quanto prima con uno dei tantissimi lettori CD e masterizzatori DVD che ho trovato. Allora, abbiamo fatto lo shutdown. Ok, il floppy funziona, quindi abbiamo un altro floppy drive e vediamo di andare avanti con il fiore all'occhiello, che se parte veramente è una chicca. Se parte è una chicca quel PC che c'ho lì. Allora, shutting down. Ancora sta facendo lo shutdown. Avete visto? Acceso, spento, alla fine è partito pure l'hard disk. E sembra funzionare anche molto bene, perché gli hard disk rotti danno un sacco di problemi di lettura e cominciano a disfunzionare quasi subito. Invece funzionano ancora bene, 20 giga dei primi anni 2000, Guardate che è veramente tanta roba questa. Nessuno pensava che questi computer potessero durare così tanto. Obsolescenza programmata, a quel tempo non si sapeva neanche che voleva dire. E sì, che io ne ho buttati tantissimi anche di questi, tanti sì. Di questi Dell GX240. No, questi qui no, perché questi qui non ce l'avevamo in Ericsson. Ma quelli che vi ho fatto vedere, i 240 e i 260, sì, ne ho buttati a centinaia. Oh, qui ci stanno le due guarnizioni che poi dovrò rimettere. Come vedete hanno più o meno la stessa forma, quindi già penso di aver capito dove vanno. Però c'è da perderci tempo. Ammazza quanto ci mette a spegnersi. Oh, shutting down. E su, che devo mettere quell'altro. Windows is shutting down. Niente, Windows 2000 Professional. Allora, intanto vi parlo un po' di quell'altro PC. Allora, quell'altro PC faceva sempre parte della mia rete che stava in cameretta mia. Non parlo di rete domestica, ma di rete dentro la camera. Noi quando parliamo della LAN, il Local Area Network, io avevo la camera Area Network, cioè la rete dentro la mia stessa cameretta. Usavo gli switch della Tricom e gli Office Connect, che erano bellissimi, ce li ho ancora tutti, ancora funzionano. Tra l'altro io sto andando in live passando per un Tricom Office Connect Gigabit switch. Ok, allora questo, mamma mia, si pesi, fioletto bello. Ok, no, ok, manco per niente. Ci dobbiamo rimettere questo che serve a non rovinare il tavolo, se no mia moglie mi mina. Ok, perfetto. Allora, adesso prima ve lo faccio vedere. Eccolo qua il PC che andremo ad analizzare. Allora, lo poggio qua perché pure questo pesa. Allora, guardate un po'. Great Mazinger. Allora, questo c'ha l'Ultraplex come lettore, il Plexewriter 820 come masterizzatore, poi c'ha un hard disk removibile ed un'unità di backup DDS3 dell'HP con tanto di cassetta. Ok, allora guardate, queste sono le famose cassette DDS3 per fare i backup sul nastro. Buongiorno Giusimu, sto facendo vedere questo. Ha fatto proprio. Allora, parliamo prima di attaccare tutto quanto, il Plexewriter, il coso, tutto questo bel PC. La scritta qui davanti, Great Mazinger. Allora, io come vi ho detto avevo la mia bella rete locale dentro la cameretta. C'avevo la Camera Area Network, in inglese Room Area Network, ARAM. No, RAN. Me la sono inventata io perché io avevo questa piccola rete, c'avevo un sacco di computer, poi accendevo quello che mi serviva perché all'epoca non potevo a macchine virtuali con la poca RAM che avevamo, eccetera. E quindi a seconda se dovevo masterizzare CD, se dovevo fare dei backup, delle cose, accendevo il PC che mi serviva, stavano tutti collegati, tutti quanti facevano riferimento a un NT4 server,
ok, con tutto che i sistemi operativi erano 95, 98, soprattutto Windows 98 e qualche Windows 2000 come abbiamo visto quello di prima, ok? Quindi facevano l'accesso al dominio che io avevo creato e le macchine avevano tutti i nomi dei robot della mia infanzia, quindi c'era Jet Robot, Space Robot, Grit Mazinger, Daltanius e c'erano tutti quanti giù questi PC, Piano piano, andando a togliere i PC che c'erano davanti, sono sbucati questi, che io tra l'altro avevo quasi rimossi. Ai 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 ai. Questo non è un PC. Che spettacolo. Allora ancora più bello, vi faccio vedere. Questo qui non è un PC. Stavo per andare ad attaccare, dico che manca tutto qua. Allora, andiamolo a vedere dietro. Questo non è un PC. Allora, qui ci dovrebbe essere la scheda madre. Non c'è niente. Dico che manca tutto? No. Questa è la soluzione di tutto. Ciao Manuel, benvenuto. Questa è una porta esterna SCSI. Allora. Allora, andiamo a vedere una cosa. Ma adesso lo smontiamo e vi faccio vedere che altro mi inventavo. Ma intanto vi voglio far vedere, guardate, questo è un Seagate Keta, no, Barracuda SCSI. Questo è un removibile SCSI, Vedete, questo è lo SCSI Centronics, questa porta si chiama. E questo è un hard disk SCSI 50 poli della Seagate Barracuda. Vedete dal simbolo qui? Questo è il simbolo Barracuda. Ok? Questo sarà un 3 giga qualcosa. Quindi è un Seagate Barracuda SCSI. Ok? Allora, adesso io ve lo voglio smontare questo case per farvi vedere io nei primi anni 2000 che caspito mi andava a inventare. Allora, mettiamolo su un lato, andiamo ad aprire questo case, una e due, ve lo faccio vedere che mi inventavo io all'epoca, guardate, era una cosa incredibile. E quindi io ho capito, giù c'è sta un server, net server, sì, l'HP net server. Allora, guardate un po'. Allora, tutto homemade. Qui c'è un cavo SCSI, eccolo qua, questo cavo SCSI, che va su tutte le periferiche. Tra l'altro qui dentro c'è anche un hard diskone dell'HP a doppia altezza, quindi col doppio dei piatti, masterizzatore lettore della Plextor e removibile. E poi c'è qui, questo è il DAT, il DDS3. Come vedete con dei ponticelli Molex sono andato a dare alimentazione a tutto quanto e sull'alimentatore c'è il punte per far accendere l'alimentatore non appena si attacca la corrente. Qui c'era una ventolina da case che mi faceva circolare l'aria e di più non serviva, non c'è scheda madre. Ho dovuto mettere questa staffa per reggere questo hard disk che pesa 1 tonnellata ed è grande, è gigantesco e quindi non entrava nello slot del case. Cioè questi hard disk SCSI una volta erano molto molto grandi, ma giganteschi, doppia altezza, consumavano un sacco di corrente. Adesso io vi voglio far sentire, tanto l'unica cosa che possiamo fare qui è attaccare l'unico cavo che possiamo attaccare, che è il cavo di corrente. Si è acceso tutto, sentite? Gli hard disk SCSI sono partiti. Vediamo se si aprono i lettori. Come no? Non so se vedete. Sì, capirai. Se legge? Sigle MP3 291198. Ragazzi, sto case non veniva aperto più o meno da quell'epoca lì, È uscito sto CD che adesso lo dovrò leggere perché voglio andare a vedere che c'è sta dentro a sto CD. Un Boeder. Però c'è sta un hard disk qui che fa un sacco di rumore. Allora, questo non lo rimettiamo dentro. Stava dentro al Plex Writer, Guardate che c'è uscito.
Allora, parliamo invece un po' della Plextor. Negli anni 90 tutti quanti si erano buttati, visto che lo standard rispetto all'MD della Sony, a Laserdisc della Pioneer e tanti altri supporti magneto-ottici che si stavano avvicendando, ha vinto il CD-ROM, che all'inizio era scrivibile una volta sola, quelli vuoti, poi fecero anche i riscrivibili. Ebbe un tale successo questo supporto che tante case cominciarono a produrre masterizzatori di CD oltre a lettori. I lettori si trovavano già dai primi degli anni 90, costavano un sacco di soldi i lettori CD anche per PC, però diciamo permettevano solo di leggere CD già incisi o originali o già masterizzati. Quando diciamo il mercato richiedeva professionalità nella masterizzazione e soprattutto il fatto di non dover buttare i CD tra virgolette bruciati. Io questi voglio lasciare aperti perché sono troppo forti i Plextor aperti. Eccoli là, i due Plextor aperti. Tante case si buttarono nella fabbricazione dei masterizzatori. Allora, un famosissimo masterizzatore, il CDD 2006 della Philips, ebbe un grandissimo successo, il Philips CDD 2006, ne vennero venduti tantissimi. Poi ci si buttò il Mitsumi 4x, l'FX 400, che ce n'ho tantissimi io di Mitsumi 4x, che masterizzavano a 4x. E poi ci fu una casa che spopolò per la qualità dei suoi prodotti ed era la Plextor. La Plextor faceva all'epoca solo periferiche SCSI, poi li fece pure IDE serialata. Alla fine si dovette adeguare al mercato che diciamo lo SCSI venne abbandonato, vuoi perché era un supporto, diciamo, era molto affidabile, però complicato da gestire con gli ID SCSI, invece già l'IDE, Master Slave o Cable Select erano tre settaggi facilissimo, invece lo SCSI c'era bisogno anche del terminatore. Poi faremo una puntata dedicata completamente alle periferiche SCSI, che io conosco molto bene perché venendo da Amiga, io su Amiga avevo un sacco di periferiche SCSI e quindi le conosco molto molto bene, come funzionano le catene SCSI, come funzionano i terminatori attivi, i terminatori passivi, eccetera. Quindi sono tutte cose molto molto interessanti che converrebbe affrontare in un episodio proprio dedicato. Magari prendo qualche unità SCSI che io già ci ho smontato da dentro ai case e vedremo di fare una puntata dedicata allo SCSI. Comunque vi stavo dicendo che la Plextor si buttò sul mercato dei masterizzatori. Subito si vide la qualità del prodotto, del masterizzatore, soprattutto dal fatto che con queste periferiche era possibile copiare qualunque CD, pure i più protetti. I Plex Rider li masterizzavano, poi associato soprattutto ad un Ultraplex 40 Max come lettore CD, a quel punto non c'era nessun CD che resisteva. Ok? Mi voglio mettere un po', aspettate, alzo un po' la telecamera poco così mi riprende per intero. Allora, quindi la Plextor cominciò a produrre queste unità e cominciarono a vendersi ai professionisti. Vennero venduti torri di masterizzatori con un lettore e sette masterizzatori in modo da fare le copie multiple. Noi quando dovevamo dare diciamo i software di aggiornamento delle centrali, noi avevamo delle torri di masterizzazione Plextor in cui tu mettevi l'originale con il software di aggiornamento di una centrale e ne potevi fare tante copie. Noi in 2 giorni facevamo 1000 copie di questi software, che dentro c'era il firmware delle centrali telefoniche che andavano poi dati a tutti i tecnici in giro per l'Italia e andavano ad aggiornare i software nelle centrali sparse per il territorio nazionale. Quindi era di fondamentale importanza la qualità dei masterizzatori che facessero tutte le copie in modalità perfetta, diciamo, senza un errore di lettura o di scrittura, e quindi quelli davano questa solidità, diciamo, questa sicurezza. E poi già anche il fatto che
ancora funzionano. Io mi voglio provare a mettere questo, tanto basta vedere, non c'è bisogno che si accende la lucetta che legge, ecco, si capisce subito che sta leggendo correttamente e quindi non c'è problema, non c'è bisogno di attaccarla a un PC, si capisce subito. Ok, adesso lo levo, eccolo qua, funziona perfettamente a distanza di 20 anni. Ok, scusate un attimo, mi è comparsa un aggiornamento, una richiesta di aggiornamento. Allora adesso invece volevo farvi vedere anche la cassettina DAT. La cassettina DAT, questo è un nastro magnetico, funziona proprio allo stesso modo dei digital audio tape, però questi sono data tape, ok? Questi bastava metterli DDS data, digital data storage, ecco, DDS. Questo infatti non si chiama DAT ma si chiama DDS. Ecco, vediamo un po' se entra. Queste di solito non funzionano mai perché si rovinano le cinghie e infatti questa non funziona più. Mo non mi esce più la cassetta, guarda, no, queste ci avrà le cinghie tutte disintegrate. No, beh, me l'ha risputata, va. Eccola. L'ha risputata e non si è incasinato il nastro. Allora fammela provare a rimettere. Io ho sempre paura che il nastro si incasina. Vediamo un po'. Dovrebbe lampeggiare tape. Vediamo un po'. Sì, lampeggia tape. Allora l'ha caricata. La riesce a caricare correttamente. Incredibile. E poi dovrebbe essere fissa quando... esatto. Perfetto, funziona. L'unità DAT funziona perfettamente. Ciao Simone, come stai? DJ Yogi ci viene a far visita. Quanto tempo che non ci si vede. Mi fa tantissimo piacere vedere che partecipi ad una mia live dopo tanto tempo. DJ Yogi. Mo presto, appena raggiungo i 1000 su TikTok, ricomincio pure io con le live. Live farò su TikTok, su Facebook no, perché mi bloccherebbero subito, però su Twitch sicuro, Twitch e TikTok sicuro, mi sto organizzando. Quindi allora, ricapitolando, abbiamo visto che su questo PC, che non è un PC perché manca la scheda madre, quindi questo è, chiamiamolo così, è un insieme di periferiche SCSI esterne che vanno attaccate tramite un cavo ad un PC che abbia ovviamente la scheda SCSI. Ok? Mannaggia, non me la sta tirando più fuori sta cassetta, mo vediamo. E quindi abbiamo parlato della Plex Store. Le unità rimovibili. Allora, all'epoca non c'erano pennette USB, non c'era proprio l'USB, cioè non c'era l'USB. Se uno voleva portare i dati in giro, l'unica soluzione erano gli Omega Zip, gli Omega Jets, che erano da 2 giga gli Omega Zip e da 120 mega gli Omega Zip. Ok? Era l'unico modo che esisteva per portarsi dietro dei dati e attaccarli ad un altro PC, diciamo. Però ti devi portare dietro l'unità di lettura perché non, diciamo, non tutti. Eccola, me l'ha sputata. Perfetto, perfetta. Allora, e quindi che cosa ci eravamo inventati? Adesso io questo posso spegnere tranquillamente staccando la corrente. Ci eravamo inventati questi. Allora bastava mettere questi cassetti vuoti dentro a diversi PC, questi cassettini, e questi erano universali e quindi uno si portava dietro un bel hard disk pieno di dati, lo inseriva dentro al PC e si potevano scambiare i dati da un PC a un altro senza bisogno della rete e senza bisogno di unità di Omega Jets, di Omega Zip, eccetera. Quindi queste unità removibili erano tantissimo in uso, soprattutto nella seconda metà degli anni 90 e primissimi anni 2000. Questi cassettini erano comodissimi con gli hard disk dentro. Poi c'era pure da dire che lo Omega Zip, per essere compatibile, così come il Jets pure, per essere compatibile con tutti i PC, avevano un'interfaccia parallela. La parallela era lentissima per trasferire dati di grandi dimensioni.
Quindi l'unico modo per trasferire, diciamo, con una velocità abbastanza sostenuta e quindi per metterci poco tempo, grandi quantità di dati, era tramite questi hard disk removibili, questi cassettini, ok? E quindi questa è, diciamo, una soluzione adottata nella seconda metà degli anni 90 e diciamo primissimi anni 2000 per portare i dati da un PC ad un altro. Bastava l'hard disk, poi qui era anche, adesso io ci ho messo, no, non ci stanno le viti, quindi erano facilmente removibili da qua dentro, ma questo si sarà incastrato che Dio solo lo sa, perché qui ci andavano le viti, ma io come vedete non ce l'ho messe, tanto stava stretto qua dentro, chi lo muoveva, chi l'ha mai mosso da qua dentro, però diciamo questo è facilmente removibile, basta fare pressione qui, si leva e si possono staccare e attaccare diversi hard disk. Anche per adesso ci stanno le docking station, io ce n'ho una attaccata già adesso qui, non so se ce n'ho una sfusa da farvi vedere che non è attaccata, ce n'avevo, vabbè, ci stanno pure i cavetti come questo qua, ora vi faccio vedere questo qua se non faccio danni, e qui sta tutto attaccato, vedete, questo legge IDE piccolo e serialata, e da quest'altra parte USB. Questo è un cavetto che trasforma un qualsiasi hard disk, ovviamente lo dovete alimentare con qualsiasi alimentatore, cioè davano pure l'alimentatore insieme, e c'è stava pure il convertitore, vedete, questo fa parte, l'alimentatore non lo trovo, però c'ho il cavetto che davano perché sull'alimentatore c'era il Molex e questo trasformava il Molex in serialata per alimentare gli hard disk da 3,5 pollici serialata e attaccarli lì, quindi era tutto un kit completo, costava pochissimo, 10 euro mi pare che costava, e quindi con quello hanno ovviato a tutto questo marchingegno qui. Quindi diciamo che l'USB 9310 Renicoins 9310, Allora, l'USB è stata una svolta enorme, adesso siamo arrivati all'USB 3.1, corre che è una bellezza, io ho tutti i hard disk 3.0 e riesco a fare trasferimenti tra uno e l'altro come se fossero interni al PC, come se fossero serialata, non c'è proprio differenza. Diciamo che l'USB col fatto che è proprio universale, ci si può attaccare quello che vogliamo, ci ha svoltato la vita come porta, pure quella è stata un'invenzione, anche a quella dedicheremo una puntata, proprio un episodio delle mie dirette, vi parlerò di come è nato l'USB 1 che doveva servire solo per tastiere e mouse, poi venne utilizzata per gli scanner, per le stampanti, per le prime stampanti USB 1.0, poi visto che funzionava così bene cominciarono a fare tante altre piccole periferiche, poi venne inventata l'USB 2, vennero inventati dei driver universali per poter andare a installare, diciamo, quasi driverless qualsiasi periferica avevi attaccata all'USB, vennero inventate le webcam, le macchinette fotografiche anche dell'epoca avevano un'uscita, una porta USB per attaccare al PC e fare il trasferimento delle fotografie. Insomma, questa porta USB divenne diciamo universale, proprio come il nome, che USB significa Universal Serial Bus, e quindi divenne proprio universale, a cui uno poteva attaccare qualsiasi cosa, telefoni cellulari. I primi telefoni cellulari avevano un cavetto particolare che si attaccava all'USB e potevi fare il backup degli SMS, perché poi all'epoca non è che c'era chissà quanto da fare il backup, c'erano gli SMS, la rubrica e quant'altro, però pochissimi dati, diciamo. Ok, allora io diciamo che per quanto riguarda, torno subito, voglio accendere la luce che qui si è annuvolato tutto. Allora, quindi vi ho fatto vedere che l'Atta Mazinger neanche io mi ricordavo che non aveva la scheda madre dentro, ma era solo, diciamo, un case di periferiche SCSI. Quindi, come ho detto, dedicheremo una bella puntata alle periferiche SCSI, a come funzionavano le catene SCSI, i terminatori attivi e passivi, i discasi, schede SCSI, quali erano le migliori, Adaptec, eccetera, ce n'erano tante. C'erano anche le schede madri con già i controller SCSI a bordo. Vedremo come lo SCSI venne sostituito dall'IDE, perché è molto più facile da configurare, e quindi
non solo fosse un po' meno affidabile dello SCSI l'IDE, però poi soprattutto con l'Ultra DMA, perché l'IDE come nacque era molto lento come porta, come trasferimento dati rispetto anche allo SCSI, ma poi quando si inventarono l'Ultra DMA, quindi l'IDE prese proprio il sopravvento e soprattutto quando poi misero le IDE, le nance di IDE, cioè 2 controller IDE su ogni scheda madre, e ogni controller IDE poteva avere con master e slave 2 periferiche, quindi tu su una scheda madre già ne potevi mettere 4, quindi c'era primary master, primary slave, secondary master, secondary slave, e quindi raggiungevi quasi più o meno lo stesso numero di periferiche che uno aveva dentro a un PC SCSI. Come vedete io qua c'avevo masterizzatore, lettore, hard disk e DDS, diciamo il DAT, DDS. DAT è sbagliato chiamarlo perché questo, il DAT è Digital Audio Tape, DDS è Data Storage, ok? Digital Data Storage. Quindi io l'ho sempre chiamati DAT pure questi perché le cassettine sono identiche, però non si chiamano DAT, questi si chiamano DDS, Digital Data Storage. Ok? Allora, detto questo, allora possiamo passare ai saluti di questa live. Ok, potenti mezzi. Come vedete io lì sopra c'ho un bel condizionatore A+ della Samsung rotto ormai da 8 anni. Ho sentito diversa gente, ma io sono sicuro di che cosa ha quel condizionatore. Lì non gli arriva proprio corrente, quindi è saltato un fusibile da qualche parte. Mi sono arrampicato sul motore fuori, ma il motore sta attaccato sotto al balcone della persona di sopra, e quindi non riesco bene ad arrivare alla scheda e a vedere se c'è qualche condensatore, qualche fusibile saltato. Devo chiamare qualcuno che del mestiere sa dove mettere le mani e magari così me lo può riparare. E c'ho anche quello giù in sala hobby che fa la stessa cosa, non gli arriva proprio più corrente in nessun modo. Allora vi invito a connettervi al mio sito classe74.it, che da quel sito poi potrete raggiungere il mondodelvinile.it o renijstore.it, 2 siti dedicati alla musica, uno completamente al mondo del vinile e uno a tutto ciò che riguarda la musica, amplificatori, CDJ, console, mixer, giradischi, puntine, testine e chi più ne ha più ne metta, casse, pure i mobiletti stile anni 80 per tutte le periferiche che uno ha nel proprio sistema di intrattenimento, anche Xbox, PlayStation, eccetera. Ci sono dei mobiletti studiati proprio apposta per contenere tutti questi apparati, fatti sullo stile dei mobiletti degli sterei degli anni 80 e 90. Noi negli anni 80 e 90 avevamo gli sterei tutti separati, quindi la radio, avevamo il lettore CD, avevamo l'amplificatore, l'equalizzatore, il giradischi, tutti i pezzi separati che venivano messi uno sopra l'altro in questi mobiletti. Adesso questi mobiletti vengono sfruttati per avere, che ne so, la Wii, la PlayStation, l'Xbox, chi più ne ha più ne metta, insomma. Magari pure un sistema home theater 5.1 e quindi tutto quanto dentro un mobiletto. Trovate tutto su renijstore.it. Poi vi ricordo starwarsstore.it dedicato al mondo di Star Wars, legolando.it dedicato al mondo dei Lego. Ringrazio gli amici di Amiga Ita, ringrazio tutti voi, Simone, Giusimu, Manuel, Simone Cassini, il grande Congi DJ, tutti quelli che si sono connessi. Mi ha fatto molto piacere vedere che questo format più o meno piano piano sta prendendo piede. Adesso quello che mi dovrò fare tutte le copertine delle ultime 3 puntate, perché mancano le copertine delle ultime 3 puntate, e quindi le farò senz'altro. Sì, che dovevi riparare, DJ Harry? Cosa c'è di rotto? Io ho visto che qui bene o male funziona tutto. Funziona il DAT, abbiamo visto che funziona. Forse gli hard disk, quelli non l'ho potuti provare perché non essendoci una scheda madre non si può vedere se si leggono. L'Ultraplex funzionano tutte e due. Non so a cosa ti riferisci. Allora, se stasera fa la diretta, vi aspetto anche io, che farò parte, starò in chat degli spettatori di Congi DJ sul canale Twitch. Quindi andate su Twitch,
twitch.tv/CongiDJ, ok? Ah, il condizionatore, lo so, il condizionatore 8 anni che è rotto, tra l'altro ha lavorato pochissimo perché io qui aprendo una finestra che ho lì, guardate, l'avete vista prima, questa finestra, poi ho quest'altra finestra aperta sempre, anche se le inferiate sono chiuse, e ce n'ho una dall'altra parte, mi fa corrente e quindi io durante l'estate sto abbastanza bene, a meno che poi il vento non è troppo caldo, allora passa vento caldo. Comunque, vabbè, che bisogna fare? Questo sicuramente, se io chiamo qualcuno poi mi si prende talmente tanti soldi che mi dice guarda, è meglio che lo cambi. Tra l'altro questi io l'ho montati nel 2007, quindi hanno tanti anni, anche se hanno lavorato pochissimo. Ve lo ripeto, come si vede sono nuovi, c'è ancora, sono tutti belli puliti perché io poi li tengo tutti puliti. Se vedete questo condizionatore qua sopra, mo non si vede perché la telecamera non riesce a farlo vedere, è tutto pulito, io ho pure i filtri, ci spruzzo l'antibatterico, è tutto pulito, mi smonto tutti i filtri, me li metto a pulire e poi me li rimonto, con tutto che è rotto, perché non è che il fatto che è rotto non ci passa l'aria dentro, soltanto perché non si muovono le ventole, quindi conviene tenerli puliti lo stesso, se no si vanno ad annidare poi tutti i batteri, ok? Allora, detto questo, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima live, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, qualora non siate già iscritti, attivate la campanella e se vi è piaciuta questa live mettetemi un like, un cuoricino, perché il like dice a YouTube che i miei video piacciono e quindi li condivide più facilmente, mentre invece se i miei video hanno pochissimi like non vengono condivisi. Sempre nel mio canale YouTube e anche su TikTok, @Reni_J su TikTok, trovate che sto pubblicando tantissimi sigle su 45 giri, tantissimi 45 giri di sigle TV, ok? Andatevele a vedere anche qui su YouTube, stanno nella sezione short perché durano un minuto. Sono un minuto, quindi il primo minuto del 45 giri, voi andate, ci cliccate sopra, c'è la ripresa del giradischi che gira con la ripresa della copertina e diciamo ascoltate il primo minuto di canzone. Quindi sia qui sia anche su Instagram, su Facebook. Su Facebook c'è un gruppo che si chiama Super Sigle TV. Se non siete iscritti e vi piacciono le sigle TV, iscrivetevi al gruppo Super Sigle TV su Facebook. Se no andate su TikTok, su Instagram, qui su YouTube e andatevi a vedere le sigle dei programmi TV che io pubblico tutti i giorni una sigla. Sono arrivato quasi a 100 sigle pubblicate, non sono poche. Ok? Grazie a tutti, vi lascio con le mie sigle finali, se le trovo, ecco le sigle finali, e vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento domani è sabato, non so se ce la faccio a farla la live, vedremo, se ce la faccio mi farà senz'altro piacere fare un'altra live e vedere, c'ho tanti altri PC giù, tra cui vi anticipo, spoiler, un net server E60 che stava attaccato a questo è uscito, quindi ho capito perché c'era quel net server di 60 che è tutto scasi e andava attaccato a questo. Non so se riesco a trovare il cavo per attaccarci questo e non so neanche se poi metto tutto insieme per riattaccare tutto l'ambaradam, però vedremo questo net server 60. Net server 60. Ciao a tutti.